Salute e benevenidos a Contanos, un podcast che pertocca cale si sia questione di interesse. In cada puntata un ospite diverso nos conta di una cosa che le aggrada, risponde a unas cantas preguntas measa e nos consiglia carchi libro e legere. Belle a tutti nos aggrada a baidare filmisi, pesso. O in dia con queste piattaforme, sus telefoneddos o internet, è diventato quindi meda più facile a los agattare e a los scaricare. E pro cussu su bonu tenimus una cultura de filmi prus manna de s'essere manneddos nostros, che mancari aian connottu su cinema, però aian castiadu prus pagu cosa de noisi, o de sa generazione mea, ambos. A totu nos piaghet a intendere contos e a lor viere regalu menzus. In questa puntata mi faccio una ragionata con Tore Cubeddu, seneghesu, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo, presentatore e scrittore sardu. Si sta a contare tutto ciò che da cui da fare che Tore Cubeddu non bastano a tre batto puntadas, che è il fondatore di My Culture Plus, che è stata la prima distribuzione internazionale del cinema della lingua di minoria, è il fondatore di EIA TV, e di Radio Televisione Sarda, la prima televisione tutto i sardu, e il fondatore di una domo di produzione che si nada a Terra de Pugno. In questa puntata facciamo una panoramica storica del suo cinema, però Ettore nos conta finza che te vuole narrare a fare un film, che sono le cose gherrosas, e pure de sordisizzos e de sorvisos suos come produttore. Tenete vos conto e stentate vos. E dunque, benvenuto a ospite di questa puntata, Tore Cubeddu, te parimus sto. Dai, bene, currente come te sempre, però narauso quando zai stavo bene. Sono contento che hai accettato di venire a questo podcast a rispondere a queste pregunte mie. La prima pregunta che ti chiedo fare è Sindargana, raccontanos un po' così storia del suo cinema e della televisione. Cominciando dai noi che eri tu, non ti pongo limite. De gusto che per tocca da Mimmi o in generale in suo universo? Te preferis tu, di andare più in generale, e poi se chiedi se tu serra la più a sopra los argomentos tuos. Bah, storia sul cinema, a parte partiti, si chiede se tu pensi in relazione con questa Sardegna, che poi questa è noi siamo odiati sul mondo dei nove. Una cosa curiosa è che appusti che su 1895 so fare del Lumiere cominciavo a posso aprire morta a proiettare film in Parigi, pochi anni appusti abbiamo fatto finza filmato in Sardegna, abbiamo mandato Felicetti a fare sa cavalcata de Sassari, abbiamo fatto filmato in sul 1900 proprio de Surrea Umberto I che voi abbiamo morto, che in nuovo in Castello, questo filmato sono ufficialmente a spirito so. Narauso che si storia del cinema poi si evolvia in mezzo a altre invenzioni per il mondo, però in Sardegna è l'ompiu di Avereu in forma cinematografica, Saurin Morta imperando quindi so Zassos sardos, con un film che tenia da protagonista Maria Iacovini, Cainà, si narrato adesso 1922, è un bello film muto con una storia che tenia da vinta riferimento a Grazia Deledda, che poi come da sanno si stati a su punto di riferimento de storia del suo cinema in Sardegna. In Augusto poi dei film in Sardegna hanno fatto medas, meda volta sa Sardegna è stata una macchietta, no? È stata una colonizzazione culturale in questo senso, però narauso che su cinema in Sardegna probabilmente se evolve a partire da questo anni 90
cioè di sentite questa di Goffredo Foffi da Zirriau la nouvelle vague del cinema sardo, cioè sa naschi da una generazione di autori e registi che a dischi più cominciare a raccontare questa Sardegna in maniera un po' differente, su le gambe di Gianfranco Cabiddu, Filippo Bakunin, di Enrico Pau Leggeri, Arcipelaghi di Giovanni Columbu, tutto torna da Enrico Pizzianti, Balla Tre Passi da Salvatore Mereu, eccetera, eccetera. Vince sa a il lompe a Susanno Sodeoe, e bua se passato de fare due o tre film a Sannu, andi vai zai zai binti gimbi a Sannu e in prusu con sa presenza de medas produzioni che di lompet de foras. Quando tu tocca questa televisione, invece se narrau ca deu essendo produttore cinematografico e televisivo appu criccau de intrare sul mondo dessa televisione, deu cominciato a triballare su 2004 in televisione, ma su 2004 in poco più di 20 anni si è scambiato tutto, si è cambiata la tecnologia, si è passato dall'analogico su digitale, si è passato su digitale terrestre, san 2 anni di gomma sul refarming delle antenne, poi come sta entrando su 5G, scambiamo tutto tecnologicamente. Questo può essere un'opportunità del manna, ma vince su vreo, no? Poi sa fini se globalizzazione si va per tutto, però grazie al suo refarming noi siamo stati in grado di fare il suo primo canale 24 ore in Basarda, che è Radio Televisione Sarda, e a OE fai 24 ore a Saddia, a trasmissione di ogni zenia e lì Basarda, un canale che forse aveva merece dopo avuto attenzione, finché da questa istituzione, ma chi hai come campada e grazie a Dio penso che faccia un bello servizio in Sardegna. Certo, ti torno grazie per questa esterrida e si è presentata a questionare di tutte le cose che ha fatto, dei suoi canali che ha in nostra ballà, ma pensa dei film che ha fatto e che ha traballato con registri importanti. Una curiosità che ti quería preguntare è, contanos se resessi, se voi in Dargana, in pochi minuti, contanos come ti si fa che un film, da su cominzo a Savine, e te sono queste cose progrerrosas. Beh, noi posso allegare me dal punto di vista, sono nasco come autore, poi sono diventato produttore e ho come sono una società di distribuzione cinematografica. Marauso che noi siamo sempre casi parti su questa pagina bianca, legando un autore di un'idea per un film, questo che si è dato il concept, no? Pagas a rigas, chi conta la tua storia, chi tenta potenziale narrativo. Poi dei si, certo, si passa standard artistica e standard di produzione sono due standard differenti, no? Dal soggetto che è sa fabula del suo film, chi mi si spagina su trattamento, 40 pagine sa chi conta la sua storia, finza sa con sa intersezione temporale, quindi con un intreccio, finza di roba si sceneggiatura, no? Che la di Asi divide in scena, la sceneggiatura è un strumento che si può fare su film, non è l'esito del suo riballo, ma è proprio un strumento che si rivede a suo regista, direttore di fotografia, a tutta la sua produzione, e può comprendere intanto quanto può costare su film. No, un film ambientato su 1800 con attore Mel Gibson non costa come un film fatto con un protagonista attore Cupeto di Adeoe. Si comprende me da cosa le sceneggiatura. Da questo punto di vista produttivo, il suo percorso è stato complicato, nel suo momento che volare da noi si rompe due idee, noi si cominciamo a triballare, intanto va a cattare sui NAE, su bando, su concorso, su cliccare su de agattare sui NAE, finza con produzioni internazionali, se non volare noi stiamo su come in produzione un film che si narra Il viaggiatore riluttante, che si studia di Max Leopold Wagner, di Skirtu, no? Sul dizionario etimologico di Susardo, e tenuto una coproduzione Italia-Germania-Svizzera, quindi
entras in un mundu chi est prus de industriale, fatto de contrattos e de Eurimage, Comunità Europea, fee e diritti di transazione intre nazioni, e quindi cambia tu pago. Se esit ultimo è sa distribuzione, che è stessa cosa più complicata, poiché a posto che un film è fatto, tu devi pensare a sta maniera e tu fai da piede, quindi sta distribuzione risulta l'essere a o è sta cosa più difficile, cioè a risultare l'ompede a entrare su cinema, fai di investimento sulla promozione e poi manca il band su questa produzione a piattaforma o a televisione. Quindi narauso che su cinema è stu arte e sa parte più artistica entra in contatto sempre già da subito con questa parte proprio industriale, economica e non di volte fare in manco, cioè ogni produzione cinematografica poi impari a spostare due cose e quindi ogni volta che si fa un film questa parte imprenditoriale, gestionale è fondamentale perché su film si fa. Noi come scrivere un libro in domo si deve commettere di braghe e poi immaginare su chi è. Sì, in due sceneggiature di si scritto che un anno si va a bollare e poi tocca a questa maniera non fai e questa cosa costa quindi ogni idea e ogni spunto drammaturgico te una conseguenza in ambito imprenditoriale, produttivo, economico e podcast distributivo. Anda bene. Tu hai traballato in ambo luogo, no? Su cinema e su televisione. Non è così quindi nu chi t'aggrada de prusu. Si t'aggrada de prusu cinema, si t'aggrada de prusu televisione. E poi te quali sono le differenze che magari t'anzuttu a separare prusu a televisione. Credo che come se tenes un canale come te vinnende chi ste 24 ore all'imbasarda. O se magari tu preferi prusu cinema, potendo separare e poi te. Beh, sono tutto un mondo sono mega differente. Se sa televisione, poi ovviamente so giornali, in paperi, sono su getta, no? Queste cose che fai in televisione sono a vista so e dimentica la scrasa. E invece su cinema, la house sono differente. Una produzione cinematografica te una vita prolunga e si impatto culturale fondamentale che noi dai sul cinema. In questo momento noi si offende un film su de questo si ricanta su Corallo in Salighera, su film è una coproduzione con Bronx Film de Napoli, poi Tameda sa 20 de Torre del Greco, si osponde in mezzo sa regione Sicilia, sa Bretagna, eccetera. Si osponde un film che si chiama Degonare, a sua de su Vittore, scultore Salvatore Degonare, Salvatore Secchi Degonare, chiesto una produzione internazionale tutto, con una distribuzione inglese, eccetera. Si offende un film che si narra The Inventor, chiesto una coproduzione Sardegna-Sicilia, finanziato da regione Sicilia, da regione Liguria, su cinema di già opportunità di misurare con un mondo metafor umano. Questa televisione era su è su mai de ogni dia, noi si su azienda di produzione chi fa dando queste cose, ci sono 20 persone e quindi quando sa televisione è scuso che su affittiano, no? E su cinema invece se è stessa prospettiva che va crescere fino a standing di questa azienda, questo è stupido sa questione. Un'altra cosa che ti quería preguntare, che este differente un pago e mancare este un pago plus personale. Tu trabalhas su cinema e giustamente esendante calessi importus, importanza de su cinema, ma puru calessu sas cosas rigorosas, no? Sas difficoltades e chi una catta se si pone da fare cinema. Però potendo separare due, no? Come facendo un pago a un visu chi tenes tu e magari si podias pure fare un remake di un film. Qual è un film che tu riesci a ritornare a fare? Beh, sì, io posso separare, io faccio un messaggio, che è una cosa che mi grada di Bruce. Io questo matto di Liam visto un mezzo, però ormai cominciamo stando a arrivare difficile da dare il seguito. Sì, poi ovviamente brullante, però ma a me tanto, mi ha da praga di avere io. E invece se ho osservato sul remake di un film, io ho fatto Primavera di Granito, subito.
subito, o divertimento. Poi sono sempre documentari, se cosa serie, tocca da fare, che cagata, tocca da fare. Noi sono film che conoscono tutti, mancare, ma non la può mai intesi, te film este? Dai! Cioè, no, ma ascolta, chi si nota solamente deve andare a vedere questa recensione che fai di YouTube, che è un youtuber. Però come ego sono un host de podcast, devo mantenere questa serietà tu mi devi scontare i test Primavera di Granito, poi te ne siamo fai danni. Prima per il granito questi film, Garauso de gusto ne sulla carriera, trash, low budget, no? Ma quando istintivo depressivo, alla fine anno sono 90, questo istintivo scandaloso questa regione, ha investito 200 milioni su questo film, e che Garauso te ingenuidades che fanno me da ridere, però l'idea di fare Primavera e Granito 2 è interessante. No, in verità se io posso fare un film tenendo su budget este piccato sul libro mio Cisaus sto disizio che dentro da me da tempo su poi conta da questa storia da questa generazione mia e so che niente perché manco 20 anni sono 90 e sta generazione poco contata invece questa generazione che in Sardegna è meno importante poi da questa generazione questa prima generazione che appunto studiare in massa no questa prima generazione che ha da questa generazione dei Rugradrisi in tamme questa generazione del Babbo Nostro paga tecnologia, a triballo su meta manuale, se essa prima generazione che attopia da questa tecnologia, no? Noi quando sono i primi telefoni, so teniamo su 20 anni, siamo stati i primi a imparare internet in massa, a fine degli anni 90, c'è una generazione poco contata e quindi potendo severare mi ha da avvocare sul romanzo che ha pubblicato Calincanecom con Transeurope Edizioni Bella questa cosa, è bella bello pure il resono su questa generazione tua, che va pure un altro romanzo che è Riumanno di Michele Lado, che è il vincasissimo dei suoi ospiti di questo podcast, in un'altra puntata che per tocca a questa generazione tutto, cazzo, se la stessa età, potremmo narrare tu e Michele. Ascolta, fis questione di collare da un libro a un film. Io mi sono interessato di questa cosa, che ho fatto una tesi su per i film irlandesi, leato da un romanzo di Roddy Doyle, tipo The Commitments, che è forse il più famoso di tutti. E te preferis tu, si è straballando e andiamo su poi sterre una sceneggiatura, no? Preferis all'esterre da zero come te finnante, pagina bianca, o a tenere un romanzo azzuta, se pensiamo a Godfather, è leato da un romanzo di Mario Puzo, no? È l'erbessido un film storico sensazionale. Tu e te preferisi? Ma non tengo preferenza. Certo, sul fatto che ti capita di bruso di portare in mano sul libro che ti pare le dubbie di sul film, no? Questo deve essere bello trasformato. Poi tocca parlare di una cosa, non sempre quando pigli in mano sul romanzo e ti immagina sul film, poi sul film è basicamente sul romanzo te si forza quindi a volte quando pensa sull'idea che è già pensata può essere un film manca è più facile no? Poi Tazai immagina cioè io quando faccio pensa al laboratorio sulla sceneggiatura non sempre immaginazioso parto da sul fatto che tenevo su questa cifra di denaro da spendere e che sul film deve essere fatto in un luogo plus che in due attiru cioè si dà denaro si storia è ambientata in su 1850 in Ollolai tagata saranno dei mille problemi se avete detto storare Saida su 1800 su 1980 deve scattare essa macchina deve scattare essa sistimenta quindi quando iscriese zai pensando su film zai immaginando di su film manca questa cosa questo problema di sponsor subito
e mancai una delle cose che non tenere su nave, fare questa storia che è bella a me, in su 1980, nada ranzeso, su 1020 chimbi, che se è più facile, non ti penso tornare a fregare Said da zero, o a cattare macchine, a vestimenta, a taglio su de villos, o manifesto, e spendere 2 milioni di euro di scenografia. Questo sono aspetti sulle differenze. Bien, serve tu cosas chi noi schimusu. Ascolta, ma in Sardegna un giovane chi mancare la grada da fare cinema, la grada da fare televisione, che vuole entrare in questo mondo, un ammusu. Vada strumento, vada un ambiente che lo può accogliere o essere a forasa è sempre menzusu. Beh, narauso che con forma prima o è di a me da un movimento. In questo momento in Sardegna triballa a zero sul mondo dell'audiovisivo circa 500 persone, che non sono spagas, tra tecnici, autori, registi e produzioni. Invece se prima non fu da di Asi, chi devi andare per forza, come mi si è andato che ho studiato ancora. Però comunque Deo naru sempre che un'esperienza in giro e sul mondo fai bene. Quindi naru a tutto su cliccai scuola poi studiare cinema in Sardegna non data, quindi ho mezzo su di este vonare su Celcam, no? Che è una scuola importante, però una scuola con mente su centro sperimentale o scuola Holden o Civica di Milano, non di est o su DAMS, quindi narauso sicuramente chi adora dell'esperienza vorasa ha una formazione di un certo livello, e si dà questa possibilità di vincere in un di pratica vorasa anda bene, cioè che si confronta con un mondo con un anno. Poi questa cosa sono importanti, se però Vince potrebbe ballare in Sardegna, quindi noi si cercano sempre gente che dà qualifiche importanti, se non è un gioco a triballare in questo settore, a meno che non dovesse essere proprio poi spazio, ma in Sara sono il nostro triballo. Su cinema, questa industria culturale capiata su cinema e audiovisivo non è no profit, è profit, grazie a Dio, ma auguro sempre che tutta questa cultura sia a livello professionale profit, poi è giusto che chi riballa in un settore ne dà profitto e non dovesse a discanso, deve essere una cosa chi dà da papà e a tia, sa famiglia tua, poi si è fatta bene e chi si è da professionalizzazione. Quindi a chi ha seguito in questo settore, denaro, studia, vai, si deve andare voras, si chiede storrare torra, mancai torrande in nove pure cliccare su professionalità desarta, se solo di asi si può crescere come settore. Giusto, certo. Ascolta, questo podcast su format, esempio chi a Savine desa puntata pedimos a ospite de nos cosizzare carchi libro, a bortas carchi ospite sintre vai dande lumena da carchi titolo, ma non deve essere un libro per forza, a bortas potete essere finzas un documentario, potete essere finzas a un blog che uno si può seguire, potete essere finzas un film e tutto, che secondo due potete andiamo su aiutare un paga a comprendere mezzo su tutto questo sconto che ne scontavo. Te non sconsizzare de legere o de abbadiare? De abbadiare cussizzo di abbadiare può comprendere finza commenti di riballauso e caldo rigore di ava in questo che veuso due film che ho fatto noi sanno passau che sono Island for Rent di Leopoldo Artemalle, un film che conta da un tempo su benitore della Sardegna, che questa Sardegna diventa la piattaforma della multinazionale, se so sardo vivi in giro per il mondo e guadagnano da questa terra se vuoi fare su chi chiede se sono stato questa multinazionale. È stato un film sempre nostro, è l'amore e la gloria, che è un film biografico su De Grazia Deledda, con attrice Meda Brava, Marisa Serra de Durgali, che è fantosa, su film bello, ad rappresenta Cinecittà Italia sul Festival di Cinema di Londra. E poi invece se commenta il libro, si così sempre due libri, un saggio, che sono amante del saggio, uno è un libro di Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie, breve storia del mondo negli ultimi 13.000 anni, edito da Einaudi, che è interessante a me, devo comprendere come questa società è scambiata a zero
de queste cose, no? Quindi queste armi, de Samaradias, un libro scritto poco di tempo prima del su Covid, ma sempre interessante. Pocanto per toccata invece se sul libro si su cussizzo e zau a sardos de una sempre tutto su de si legge de Sarregotta de poesia de Peppino Mereo, che per me è un punto di riferimento e un faro culturale insostituibile per usare. Finza come persone che traballano in questo settore, namo su cinema e della televisione, tu consideri questo due libro, mi so comprendendo, no? Namo su Sì. comprende mezzo su cinema Jared Diamond, che è sconnoto e famato, e quasi tutto Peppino Mereu. Sì, ma io penso che su cinema poi dipende di te da per fare, si deve studiare cinema può fare su sceneggiatore e sarà deve leggere the story di Robert McKee, che è stesso manuale di sceneggiatura più importante che si agatta la teoria dei tre atti di Sitfield, o Arthur Fogler, Il viaggio dell'eroe, nada differente, se del libro tecnico sono pochi che descrive de cinema, sempre di Brusu fendes imprenditore da metà anno, mi indaccato che questo mondo di questa cultura generale è sempre più paga, e quindi è giusto che chi si rapporta con un mondo complicato come il nostro, che fa d'impresa, tenza la cultura generale che da companza in ogni passo che muove. Bene, meta. Appunto, idea tutto questo titolo, lo sponso in descrizione della puntata, chi non lo sta ascoltando, questo libro si lo schirca e si da piacere si lo legge. Ti torno grazie a Store pro questa resonata e pro tutto lo sconto che nos ascoltau e alle vaghe ratteras. Grazie a me, grazie a Dio scherzo. Avete ascoltato Contanos, un podcast che pertocca calesi sia questione di interesse. Se abbaidate la descrizione di questa puntata, vos ha polassato uno scanto a cappioso e legamenes, però conosco in mezzo su questa questione che abbiamo sterri di voi. E fizza sul riferimento sul libro che ha commentato e che ha mentovato gli ospiti di questa puntata. E accattate spurusa email mea se mi volete inviare pregunte o commenti. Questo podcast l'ha provato Deo, Alessandro Columbu, con l'aiuto dei suoi ospiti e via. Adios.